Ogni anno è la stessa storia, anzi per la nomina degli insegnanti della provincia di Venezia ad una settimana dalla riapertura delle scuole, quest'anno potrebbe essere anche peggio. La platea dei supplenti attende qui fiduciosa che venga pronunciato il proprio nome, sperando che la destinazione assegnata non sia ad ore e ore di distanza da casa. E attendendo di conoscere la nuova posizione in graduatoria, dopo che nella stessa quest'anno si inseriscono a pettine, per dirla in gergo, docenti provenienti da altre province d'Italia o che, secondo il Ministero, ne hanno titolo in quanto vincitori di concorsi o di ricorsi. La questione dei pettinisti, come si chiamano così, sta diventando una cosa abbastanza diffusa in tutte le graduatorie, per cui ad esempio anche la riapertura delle GAE ogni 3 anni, cioè per la questione delle province e della scelta della provincia, fa sì che ci siano spostamenti da una parte all'altra d'Italia e questi si inseriscono sempre a pettine scavalcando le altre persone. Infatti le chiamano graduatorie yo-yo. Ogni 3 anni che si rinnova questa graduatoria il nostro posto oscilla sempre verso il basso. Ci sono supplenti in queste condizioni da 15-20 anni, man mano che si inseriscono altre persone loro retrocedono e il posto fisso diventa sempre più una chimera. Io sono nella graduatoria però dal 2000, ho passato il concorso ordinario del 2000 e poi ogni anno mi sono sempre vista passare avanti da persone che entrano o che lavorano alle paritarie e poi si inseriscono nella nostra graduatoria. E la supplentite, che Renzi ha detto di voler combattere, si aggrava e rimane problema per gli insegnanti e anche per gli alunni. Si cambia equip di insegnanti e si cambiano bambini e si gira la provincia continuamente. Io sono inserita nelle graduatorie a esaurimento dal 2000 e ogni anno cambio scuola. E quanto al pettine, la provincia di Venezia, spiegano i sindacati, è fra le più gettonate, perché qui i posti vacanti disponibili sono più numerosi, quindi tutti ambiscono ad entrare. La confusione è senza fine. C'è una specie di mercato delle vacche ormai che è assolutamente scandaloso, è una cosa indecorosa, da paese neanche nel Burundi si fa una cosa del genere, eppure siamo arrivati così. Per cui noi vorremmo che ci fosse una scuola seria.